Luigi, a te la linea. Grazie a nostra Radio Libertà. Noi siamo un ufficio rapporti sociali, l'associazione di personale, professionisti, tutti di volontariato. Noi siamo presenti a None, in via Volvera 3, dal martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì, dalle 14 alle 16 a disposizione. Per collegarci, per chiamarci, per prendere gli appuntamenti in modo da essere presenti giustamente pochi alla volta, in maniera da essere poi soddisfatti nelle vostre richieste, è il 328 07 15 232, oppure se volete comunicarci la vostra presenza, il vostro venire, eccetera, c'è anche ufficio rapporti sociali @libero.it, l'email. Quindi o chiamate anche la radio oppure telefonate 328 07 15 232 a None, in via Volvera 3, dal martedì al venerdì siamo a disposizione. Oggi abbiamo anche, sempre con noi, l'architetto Arturo Calligaro, che è la persona, oltre che essere un professionista ed essere volontario, è anche un altissimo considerato personaggio politico della cittadina di Moncalieri, che sta diventando, ma non perché lo diciamo noi, perché viene riferito anche un capoluogo addirittura culturale italiano e internazionale. Oggi abbiamo con noi Arturo, poi scusa se mi permetto di romperti 5 minuti prima, che abbiamo anche 2 interventi dei nostri presidenti dell'Associazione Disabili Senza Limiti per l'avvenimento, diciamo, agonistico che ci sarà oggi e domani oppure nei prossimi giorni, e poi abbiamo con noi anche il presidente della CP, dell'Automobile Club Canavese, Ubaldo De Maria, che parlerà della giornata nazionale dei veicoli d'epoca. Quindi oggi abbiamo 2 o 3 temi, Arturo, e il primo per quanto riguarda noi, in maniera che hanno il tempo di mettersi in contatto con i nostri collaboratori, sono delle domande che ti faccio perché martedì da te verranno per chiederti spiegazioni sulla storia delle piste ciclabili per quanto riguarda la zona piemontese, eccetera, verranno gli interessati, e poi altre persone che vengono per le problematiche dello speed, come hai già fatto con quelli che hai già fatto, e mi hanno preso gli appuntamenti, quindi martedì sei guaiato fino al collo, oltre che essere con me dalle 10 del mattino. Allora Arturo, gli argomenti per quanto mi riguarda sono: perché le auto con targhe straniere non hanno pagato migliaia di multe in Italia, oppure l'Autoverus, che non è e non solo è boom di multe perché ha incassato 1,54 miliardi e l'84% si paga solo al centro-nord, e poi la prima scure sulle auto a benzina già nel 2025, che come l'industria europea si sta preparando, e abbiamo proprio le problematiche con la Germania che infrange il sogno italiano di rivedere i targhe sulle targhe elettriche. Cioè, ma come dimostra il caso emblematico dello stabilimento Audi di Bruxelles, che rischia la chiusura, il mercato non sembra ancora pronto ad aumentare le sue quote di veicoli verdi, e per questo le case automobilistiche del blocco stanno facendo pressione sulla Commissione europea affinché rinvii almeno 2 anni l'obiettivo. Quindi per l'Europa, l'Italia e quello che è successo a Torino come la Fiat, eccetera, ti do la possibilità. Intanto ti ringrazio di aver accettato l'invito, mi darai una mano come sempre e ti lascio la parola e ti auguro un benvenuto. Vai Arturo, a te la parola, ciao. Ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori e un ringraziamento alla regia. Sì, finalmente anche le case automobilistiche si sono accorte che siamo gli unici sulla terra come Europa ad adottare questo provvedimento. Tutto il resto del mondo non lo adotta un provvedimento del genere, e l'Europa pensa sempre di essere l'ombelico del mondo, ma i tempi sono cambiati, per cui sono emerse altre economie, altre realtà, e fanno in modo che oramai l'Europa sia quasi marginale all'interno del nostro pianeta.
Per cui nella nostra piccola Europa, nei confronti di tutto l'urbe terracqueo, non può pretendere di imporre delle norme che non sono adottate dalle altre parti del mondo. La globalizzazione è proprio questa, che tende a uniformare i sistemi economici, politici, tecnologici, perché è una ricerca che si protrae. Per cui il fatto di voler fare i primi della classe non ci rende credibili e soprattutto penalizza ovviamente l'Europa stessa, perché poi in Europa non si potrà più comprare un'auto a combustione interna, ma nella vicina Svizzera, ad esempio, che non è in Europa, in Albania, si potrà ancora, in Serbia, si potrà ancora andare a comprare degli autoveicoli a combustione interna e poi portarli in Italia. Quindi avremo non solo i cinesi che verranno a vendere le auto elettriche grazie agli stabilimenti di Mirafiori, ma avremo qualche altro imprenditore che verrà a venderci dopo questa data le autovetture cinesi a combustione interna o indiane o prodotte negli Stati Uniti. È l'autolesionismo dell'Europa che non comprende appunto questi meccanismi, anche perché non si fanno le scelte, queste scelte non si fanno solo grazie a un'ideologia politica. Ovviamente devono essere supportate dal mercato, e con la politica non puoi modificare l'economia, quindi dal mercato e dalle scelte tecnologiche. È stato dimostrato in tutti i modi, poi l'ingegner Cudia ha approfondito nelle nostre trasmissioni questo concetto e questo principio. Le auto elettriche, a parte il costo elevatissimo, la scarsa autonomia, l'impatto ambientale che non è quello sperato, l'abbiamo visto in Svezia, i dati della Svezia, che nonostante l'incremento e un raggiungimento di una buona percentuale di mercato delle auto elettriche, l'inquinamento da CO2 non è diminuito in Svezia e Norvegia. Quindi, nonostante tutti questi segnali, i nostri politici si arroccano sulle loro scelte e le difendono, scelte ideologiche che le difendono senza una motivazione né scientifica né economica, rimane solo la scelta politica. Per cui se non ci rendiamo conto di questo, è chiaro che andremo incontro a una crisi. Noi a Torino la viviamo in particolar modo, con le fabbriche che c'erano, Maserati, Bertone, Pininfarina, l'abbiamo toccato con mano, ma tutto questo porta sì anche all'indotto che lavora per le auto in Germania. La chiusura degli stabilimenti in Germania porterà una ricaduta anche sull'automotive, come si dice in termini raffinati, sull'automotive torinese, per cui le nostre piccole e medie imprese presenti sul territorio ne avranno una ricaduta negativa. Questo bisognerebbe che chi è nei posti che possono incidere sulle scelte politiche se ne prendesse atto. Per cui non dico Stellantis, l'ex Fiat, perché vediamo le vicende che coinvolgono la famiglia Agnelli al di fuori di Stellantis, vediamo le scelte che sono state fatte dai governi precedenti di dare finanziamenti senza avere garanzie ben definite. Adesso i sindacati si lamentano per la situazione attuale, senza contare che sono anche loro responsabili di quando vi erano governi molto più affini a loro ad aver accettato queste politiche di finanziamento
agli stabilimenti di Stellantis. Stellantis ovviamente non perde occasione di battere cassa, e adesso addirittura si parla di insediare a Torino, a Mirafiori, un venditore di auto cinesi. Quindi proprio queste norme, queste leggi che non tutelano, basterebbe copiare quello che è un'economia sana di mercato liberista che è presente nel mondo occidentale, che sono gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti si fornisce una protezione ai propri prodotti, non si lascia deliberatamente entrare nel mercato senza che venga difeso il prodotto americano, no? Quindi lo vediamo. Ma lo stesso fanno i cinesi, l'abbiamo visto adesso con la questione delle ripercussioni sulla proposta di limitazione e di incremento dei dazi alle auto cinesi, con la ritorsione sui prodotti alimentari europei, no? Tutti i paesi difendono le proprie attività economiche. Sarebbe stupido non difendere l'attività economica che arricchisce un paese e che arricchisce i cittadini, perché i cittadini hanno così l'opportunità di lavorare, di avere una vita normale. Invece noi andiamo incontro a delle scelte che fanno sì che i cittadini vengano penalizzati e anche fortemente. A Torino oramai si vive quasi sulla cassa integrazione, quindi diventiamo una città assistita come in altre parti d'Italia, e questo è il ragionamento che si può fare su quelle che sono le politiche sull'auto elettrica, ma questo viene sviscerato molto più approfonditamente e molto più compiutamente da Cudia. Mentre per l'altro problema, che gli introiti delle sanzioni per le multe per gli autovelo che hai citato, Luigi, dà il segnale di come è diviso questo paese, no? E come vengono interpretate le norme. Quasi la totalità delle multe vengono elevate al nord, mentre da le altre parti d'Italia ci sono amministrazioni più lungimiranti che non vogliono far cassa sulla gente. Hanno capito che i cittadini che viaggiano in automobile non sono tutti ricchi, non sono tutti borghesi, ma magari gente che ha necessità della macchina per spostarsi. Ovviamente il sistema dei trasporti nel meridione è diverso da quello che esiste nei paesi del nord, però i comuni, le amministrazioni provinciali o chi è deputato a queste iniziative si rende conto che è una tassa occulta che viene applicata ai propri cittadini, e quindi evita di incrementare le entrate, il gettito fiscale con i soldi degli automobilisti. Purtroppo nel nord non c'è questa sensibilità, lo vediamo i sindaci dei nostri comuni che non trovano di meglio che per ripianare i propri bilanci di installare apparecchiature o i Vistared o gli autovelox per incrementare esclusivamente le entrate, sotto la parvenza, sotto l'infarinatura della sicurezza. Ma lo sappiamo benissimo che la sicurezza è la motivazione ufficiale, ma poi la vera ed unica motivazione è quella di fare cassa, quindi di ripianare i bilanci. Noi a Torino ne sappiamo qualcosa perché le Olimpiadi avevano lasciato un enorme buco di bilancio, per cui sono stati svenduti per ripianarlo i gioielli di famiglia con l'amministrazione Passino, e non bastando e non essendo sufficiente, l'amministrazione attuale non ha ritenuto la strada più facile per ripianare i bilanci quella di aumentare
quelle che sono le apparecchiature di controllo del traffico stradale, senza appunto contare che noi non si difende, o chi è contrario a queste cose non è che difenda chi non rispetta le norme e le regole, però ci sono altri sistemi per far rispettare le norme e le regole, sono quelle che ricordiamo sempre noi, che sono quelle di un presenziamento del territorio. Inoltre l'ultima considerazione che tu facevi, che le auto con targa estera non pagano le sanzioni, le multe. non pagano le multe, ma noi... Perché le auto con targa estera? Perché qui dice che la Germania, no? Si sblocca la situazione solo con la Germania, perché dice che 4.000 multe non recapitabili negli ultimi tempi. Cioè, noi italiani, se sbagliamo qualcosa, loro, oltre a non pagare le multe, combinano anche danni, perché sai che anche con le macchine targhe straniere ci sono molti incidenti, specialmente in questo periodo, e dico, ma noi le paghiamo, loro no. Seconda cosa, serve che tu stai trattando, ma c'è anche la prima scure sulle auto a benzina, come ti ho detto, no? Perché già nel 2025, fra 2 mesi, cioè l'industria europea si sta preparando a fare che cosa? A ridurre, no, il costo, perché dicono che le case automobilistiche europee stanno in affanno nel tentativo di rispettare le scadenze imposte dall'Unione Europea nella sua roadmap verso l'addio a diesel e benzina. Cioè noi siamo dipendenti dalla Europa in generale, però se la nostra nazione, se l'Italia ha dei problemi, siccome facciamo parte dell'Europa, non possiamo, è come se uno è un vestito, perde un bottone, ma non può cambiare il bottone perché sennò dovrebbe cambiare il vestito. Ma dove siamo arrivati? Cioè, questi qui sono 2 o 3 cose. La terza cosa, così tu puoi dare spiegazioni, è anche il fatto che Salvini, con il suo ministero, abbatte il bollo auto e lo porterà a 10,33 euro. Perché? Perché ci sono i dettagli su questo esonero, sarà un esonero che tutti conoscono, però noi dobbiamo chiarire, e facciamo grazie a questa radio che lo possiamo dire, perché come detto precedentemente il veicolo deve essere stato immatricolato più di 30 anni fa e non deve essere adibito ad un uso professionale. In questo caso il veicolo che circola ancora per strada avrà un costo annuale di 28,40 euro per le auto e 11,36 per i motocicli. Quindi dal 2019 però anche le auto immatricolate tra i 20 e i 29 anni in possesso del certificato di rilevanza storica hanno diritto ad una riduzione del 50% del bollo auto. Quindi che ne dici di questa proposta di abbattere il bollo che costerà solo 10,33 euro da parte di Salvini e poi, come ti ho detto, questa prima umiliazione sulle auto a benzina già dal prossimo anno, tra qualche mese, che è dovuta dall'industria europea che si sta preparando. Cioè noi le decisioni, le soluzioni dobbiamo aspettare che ce le diano e le facciano gli altri o dobbiamo farle noi conoscendo la nostra zona? Che ne dici, Arturo? Sì, diciamo che noi siamo sottomessi all'Europa. Il problema del non pagamento delle sanzioni per le targhe estere è anche un po' una responsabilità italiana. Quanti anni fa è stata decisa la targa europea, alla quale l'Italia a questa norma si è subito adeguata, no? Noi abbiamo tolto subito le nostre province e abbiamo subito aderito a questa nuova targa europea, penso 25 anni fa tutti, no? C'è stato questo passaggio. Se noi adesso vediamo le targhe di uno Stato come quello della Germania, la Germania se n'è infischiata, cioè ha mantenuto le targhe attuali, le sue targhe, fino al giorno d'oggi. L'Austria lo stesso, per cui capisci che un sistema di lettura delle targhe europeo è fatto per le targhe europee.
non è fatto per le targhe tedesche, non è fatto per le targhe austriache. I francesi incominciano solo adesso ad avere le targhe europee, mentre prima loro avevano il loro sistema di targa. Quindi il sistema di lettura della targa europea era fatto e adeguato per la targa europea. Per altre targhe è chiaro che dà molti problemi. Poi noi in Italia siamo molto attenti al rispetto dei termini da parte dei cittadini, non per la burocrazia dello Stato. Cioè, con tutti i sistemi di lettura elettronica delle targhe che nel giro di un microsecondo con il collegamento delle banche dati della motorizzazione, delle assicurazioni e quant'altro, sanno, leggendo la targa, che ha commesso un'infrazione, chi è il proprietario, se ha pagato il bollo, dove abita e quant'altro. Noi con questo sistema lasciamo in piedi i 90 giorni di notifica, che mentre in altri stati più moderni sanno benissimo che con l'informatizzazione questo è un termine retaggio di una burocrazia rigida e che si autotutela, perché questo serve a difendere i burocrati, dando l'impressione che la necessità di questi termini è dovuta al fatto che i dipendenti statali che si occupano di quel territorio vadano molto a rilento, no? Nella notifica, per cui noi poi abbiamo un'ulteriore fase, il Comune di Torino ad esempio, che considera i 90 giorni alla data che lo dà alla posta, quindi contro la legge, però ovviamente il cittadino, se vuole far valere i suoi diritti, deve spendere dei soldi, mentre per i burocrati questa cosa è tutta gratis. E quindi la difficoltà noi l'avevamo denunciato, ma per un altro motivo, per motivi di sicurezza, perché noi abbiamo alcune etnie sul nostro territorio che commettono infrazioni e non sono infrazioni e non sono reperibili, perché poi queste targhe di altri paesi, che in teoria per chi è residente in Italia c'è il termine per la conversione, per l'adeguamento, non viene fatto, ma come sempre in Italia si fanno delle norme draconiane, ma nessuno poi va a controllare. Quindi noi l'avevamo fatto per un motivo di sicurezza, no? Di abbinare la targa effettivamente a magari chi compie dei reati. Ma questo è un altro ragionamento, ma questo ragionamento è analogo a quello che si fa ora, no? Che vi è una lungaggine burocratica alla notifica delle sanzioni e delle infrazioni, ed è un sistema dove l'Italia si è subito adeguata, altri paesi hanno ritenuto di non adeguarsi, no? Sarebbe interessante che qualcuno ponesse alla Commissione europea di questa discrepanza tra l'atteggiamento, come sarebbe da chiedere come mai anche i regimi fiscali in un'Europa unita siano diversi, perché le nostre industrie vanno a mettere la sede in Olanda e in Lussemburgo, e perché la tassazione è diversa, no? Quindi questa Europa che tutti vogliono unita, che vogliono un ente, ha queste diversità molto più importanti, quello della fiscalità, del tema della fiscalità, ma non secondario per gli automobilisti il problema delle targhe, per cui capisci che il fatto che delle categorie debbano andare a mendicare, perché questo vuol dire mendicare, anche quello dell'inasprimento delle norme per i veicoli a combustione interna che ricordavi te, che ricordavi tu giustamente, che costringe i costruttori. Anche i costruttori avevano una volta un sindacato molto forte all'interno di Confindustria, e anche in questo caso non si sa perché questa categoria all'interno di Confindustria o Confindustria stessa non prenda una posizione, forse perché non si può parlare e dire nulla che vada contro l'Europa, salvo poi di essere tacciati di anti-europeismo strisciante o quant'altro.
Fortunatamente la Lega e Salvini queste cose le segnala di fare attenzione a un'Europa, ma come i nostri politici che ogni tanto in radio ce lo ricordano di fare attenzione a questa Europa e ci mettono in guardia su questi provvedimenti e questi atteggiamenti che vengono perseguiti da questa Unione Europea, che è un'unione solo monetaria, non è né politica né economica, e queste cose lo dimostrano. Quindi noi continuiamo a denunciarlo, Luigi, informando i nostri cittadini, sperando che ci sia una presa di coscienza molto ampia e che questo possa essere ribaltato da eventuali prossime elezioni future, quando i cittadini prenderanno coscienza di quello che succede. In Germania stanno già prendendo coscienza, dando un segnale forte ai partiti che gestiscono i paesi e l'Europa in questo modo. Qualcuno è spaventato da questa cosa, ma non guarda il dito e non guarda la luna, come citava quel famoso adagio, no? Si guarda il dito e non si guarda la luna, del perché avvengono certi fatti e perché si verifichino certi fenomeni. Per cui, Luigi, ti lascio la parola. Arturo, diamo lo spazio alla regia di un minuto, tanto poi si collegherà con i due nostri compagni di associazione per parlare dei provvedimenti. Allora io vi saluto. No, non ci lasci, perché poi dovessi darmi una mano, perché poi c'è il problema di spiegare nella seconda parte le targhe personalizzate, capire cosa sono, e poi anche che il codice della strada dal 15 novembre scatta con i nuovi obblighi, quindi noi siamo qui per dare notizie anticipate di qualche settimana, perché mancherà un mese al 15 novembre, che dal prossimo settimana, da lunedì siamo già a ottobre, Arturo, quindi diamo un minuto di spazio al grande Andrea, che si mette anche a vedere di me, collegarsi con gli altri due, e poi noi andiamo avanti ancora. Non lasciarmi così, Arturo, ti prego. Cosa ne dici? Diamo lo spazio alla regia, vai. C'è un equilibrio tra tutte le cose. Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole. Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato, l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema. Movie Time con Vincent. Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia. L'intrattenimento, l'azione, l'avventura. Movie Time, la magia del cinema. Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. Luigi, a te la linea. Grazie. Allora, nell'attesa che ci colleghiamo o con Gianni Federico oppure con Ubaldo Di Maria, Arturo, io volevo che poi tu di spiegarsi cos'è questo, perché io leggo gli articoli, non è che mi invento le cose, per la targa auto personalizzata, che dicono che si può fare anche in Italia. Ecco le regole da rispettare, dice, i costi e i tempi e la procedura. Quindi noi diamo informazioni, tu le chiarisci e le spieghi meglio. Quindi dice che anche in Italia si può ottenere una targa personalizzata, poi tu spiegherai cosa vuol dire, ma secondo specifiche condizioni e limiti. Quindi ecco cosa devono sapere gli step da colpire. La legge riserva talvolta sorprese inaspettate e che, come nel caso in cui andremo a parlare, possono fare la gioia dei proprietari di veicoli più estrosi e dediti
a mettere a frutto la loro fantasia. Quindi c'è infatti una regola contenuta nel codice della strada, che è l'argomento base della nostra trasmissione, della trasmissione che facciamo noi al sabato, che non tutti conoscono, la quale consiste di personalizzare un elemento della macchina o del veicolo a due ruote che, almeno a prima vista, non sembrerebbe di certo modificabile secondo la propria volontà. Quindi ci riferiamo alla targa di immatricolazione, Arturo, obbligatoria anteriormente e posteriormente per i mezzi a motore, e in particolare a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 100 del codice della strada. In esso è stabilito infatti che, pur nel rispetto della sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può domandare per la propria targa una specifica combinazione di lettere e numeri a costi predeterminati e con le modalità fissate dal Dipartimento per i trasporti terrestri. Tu cosa ne dici di questa novità, Arturo, riguardo alla targa personalizzata? Poi parliamo del codice della strada del 15 Possiamo novembre. rispondere dopo, c'è Ubaldo in linea. Oh, ecco, allora chiedo scusa. Ubaldo. Ciao, Benvenuto, Ubaldo. buongiorno Ciao. a tutti. Ciao, ti rompo le balle perché oggi mi dovresti spiegare cosa vuol dire, cosa c'è la giornata nazionale del veicolo d'epoca, cosa fa, dove si svolge, com'è, e poi il prossimo appuntamento anche, che è molto importante. Grazie per aver accettato, Baldo, vai. Figurati. Allora, se devo essere sincero, la giornata nazionale del veicolo d'epoca l'ho vista, ma molto saltuariamente, non mi sono informato bene. Chiedo venia e purtroppo farò in modo di saperlo per la prossima puntata. Cosa devo dire? Sì. Domani c'è un raduno qui in zona a Rivarolo Canavese programmato dagli amici delle vecchie ruote. I club ormai si susseguono, la passione per il veicolo storico diventa sempre più importante, un po' per tutti. Sto scoprendo che ci sono dei ragazzi di almeno una generazione più giovane di noi che comunque si stanno appassionando e stanno cercando le vetture d'epoca per poter partecipare ai raduni e per passione proprio. E questo non ci fa che inorgoglire noi che siamo un po' più gli anziani di questo settore, in questo settore. Altre cose, allora, la cosa che voglio già anticipare, che purtroppo è una cosa che quest'anno purtroppo non potrò partecipare, ma non potrò esserci, ma per un impegno precedente. Allora, lo anticipo già, il 20 di ottobre ci sarà una giornata da campioni presso il circuitino di Moncaglieri. Cos'è una giornata da campioni? Come tutti gli anni la si rifà. È una giornata in cui praticamente gli appassionati di auto d'epoca, sia storiche che anche da gara, andiamo in quel circuito, facciamo girare per un giorno, per qualche giro sul circuito, senza rischi, senza pericoli, i bambini del reparto oncologico del Regina Margherita e dell'ospedale di Cirié. Li facciamo girare, li facciamo... Ma tu stai parlando, Ubaldo, con proprio Arturo che ti sta ascoltando, perché parli di Moncaglieri, appunto, ma io quello te lo volevo far parlare dopo, perché è domenica 20 Ma io lo ottobre, anticipo perché è una cosa troppo bella e voglio che la gente partecipi, che lo sappia già per tempo, che il 20 di ottobre è importante, e che poi noi, dopo aver portato i ragazzini, diciamo purtroppo i malati, noi faremo i taxi driver per chi vorrà, chiaramente a offerta, e questa è la cosa più a cui ci tengo particolarmente, e purtroppo io quest'anno per un impegno precedente non potrò esserci, per cui lo voglio proprio pubblicizzare il più possibile. No, ma per quanto riguarda, che giustamente, come dice, l'ospedale di Cirié, no? E l'ospedale Regina Margherita, perché sorrisi e solidarietà accendono i motori, così si dice, no? Voi fate esatto, questo, vero? proprio così.
No, Bene. diglielo, perché poi Arturo ti risponderà, perché lui a Moncalieri è lui che gestisce, no? È lui che Quindi una gestisce, certo, manifestazione certo. così non è l'ultima arrivata, anzi. No. Niente, mentre invece per quello che mi hai detto, chiedo Enia, non mi sono informato abbastanza e quindi dovrò, diciamo, al prossimo collegamento cercherò di raccontarvi No, ma bene te di l'ho questa detto, giornata. non per metterti in crisi, perché tu sei responsabile, perché qui dice esattamente, e tu l'avevi già detto, che il club Ruote Storiche in Canavese, con l'obiettivo di far conoscere e far comprendere quanta cultura c'è in questo settore, no? Ha Certo. organizzato nello specifico un'esposizione statica di mezzi storici, automobili, motoveicoli, mezzi utilitari, macchine agricole e velocipedi ad Ivrea in Piazza Otinetti. Questa è quella di oggi. Ah, beh, guarda, sinceramente me la sono persa allora, me la sono proprio Vai persa. tranquillo. Chiedo scusa umilmente. No, io ti ringrazio di aver No, ma accettato l'invito, è scusa perché se ti ho queste cose disturbato. stanno prendendo sempre più piede. Dico la verità, io sono sempre più felice di questa cosa, perché la mia passione la vedo che si sta tramandando anche dei ragazzi più giovani. Io l'ho già tramandata, grazie a Dio, mi ritengo fortunato, a mio figlio, però si sta tramandando anche ad altri ragazzi giovani che comunque diventano sempre più appassionati. Bene, E alle allora donne, qualcuno mi ti suggerisce alle saluto, donne perché Valdo. effettivamente, dimmi. No, ti saluto perché poi abbiamo i nostri disabili dopo che devono anche loro hanno una Certo. manifestazione anche loro qui a Torino domani e quindi ne parlerà di cosa sta capitando. Grazie, ci vediamo Valdo. Ci vediamo presto, grazie a tutti, buona domenica e buona festa. Arrivederci. Ciao, grazie. Ciao, a Valdo. te. Ciao Arturo. Grazie, Radio. Ciao. Ciao. Arturo, nell'attesa Dimmi. che ci parli poi Gianni appena si collega, che ne dici allora di queste cose, a parte la targa personalizzata, ma dell'argomento che ha detto prima Ubaldo per quanto riguarda il 20 domenica 20 ottobre, perché si può già parlare di quella manifestazione. Sì, è un'operazione lodevole e ringrazio appunto queste associazioni che le promuovono e quindi possano dare un momento di gioia a chi vive nella sofferenza, a questi bambini e soprattutto ai genitori, no? E per alcuni momenti ripristinargli il sorriso sulla bocca. L'orgoglio, sai dov'è, Questo è un Arturo, segnale. Arturo, l'orgoglio è che queste associazioni, lo dobbiamo dire, sono iscritte all'Automobile Club Padania, sono nostri soci. Ecco perché sono orgoglioso di dirlo e ringrazio questa radio che ce lo consente, perché oltre alle Delta abbiamo anche altre associazioni iscritte con noi. Ecco perché a noi fa piacere, perché molta gente sente, ci ascoltano, poi quando ci chiamano diventano troppi e non riusciamo a stargli dietro. Siamo noi nel nostro piccolo, anche se a qualcuno non gliene frega niente o fa finta di non sapere, facciamo cose che poi, quando fanno quegli interventi lì, raccolgono anche dei fondi, caro Arturo, e li danno proprio agli ospedali per aiutare i bisognosi, chi ha bisogno. Quindi doppio uso, doppio favore. Ecco perché sono orgoglioso di questa Radio Libertà che dà a noi e anche ad altre associazioni di poter parlare e di esprimersi. Scusami Arturo, ma non ti volevo interrompere, ma era per dirti che voi come Moncalieri siete veramente capofamiglia del Piemonte. Vai Arturo, vai. No, non è il merito, è tutto delle associazioni. Noi sì, che sono raggruppate, non è certo merito di noi come amministrazione di Moncalieri, perché come amministrazione di Moncalieri penso non abbia penso non abbia dato il patrocinio. Vedremo un po' se riusciamo almeno ad avere il patrocinio per questa iniziativa, anche perché questo dimostra come
un elemento come un'auto storica e quindi una passione che si trova dietro a questo interesse di mantenere le auto storiche, come diceva Ubaldo, e riuscire a tramandarle ai nostri figli, ai nostri nipoti, perché non è solo girare con delle auto d'epoca, delle belle auto, ma questo si trascina dietro tutto un mondo di saperi e di conoscenze per cercare di mantenerle in ordine. Quindi si mantengono dei lavori che oramai sono scomparsi. Ne ricordo uno, il tornitore, no? Quindi oramai al giorno d'oggi sono figure dove Torino primeggiava, ma che adesso viene dimenticata. Per cui unire una passione con un atto di volontariato e far condividere appunto a dei bambini meno fortunati la gioia di poter utilizzare queste auto storiche, auto bellissime che non si vedono circolare al giorno d'oggi. Non si può paragonare una delle nostre auto, del nostro Automobile Club, delle associazioni dell'Automobile Club Padania, a queste auto elettriche che si vedono circolare adesso, no? Quindi instillare la passione anche a dei bambini, a dei genitori e soprattutto alle nuove generazioni che in qualche modo la possano tramandare, e quindi tutto questo bagaglio. E noi come Automobile Club Padania, come dici tu Luigi, siamo orgogliosi di poter dare il nostro piccolo contributo a questo progetto, sia in termini di solidarietà, un progetto umanitario, sia in termini di mantenimento di un patrimonio industriale, un patrimonio artigianale che ha la nostra città. Quindi questo vuol dire essere radicati anche al territorio, alle nostre radici, alla nostra cultura, alle nostre conoscenze, dove è nato appunto il mondo dell'automobile. E grazie a questo, lo sappiamo benissimo da Torino, la solidarietà è partita con dei grandi nomi, no? Cottolengo, Don Bosco, Cafasso, tutti gli altri grossi santi che hanno fatto della solidarietà la loro bandiera, no? Quindi Torino, anche in questo contesto, pur con un'altra dimensione nel nostro piccolo, non vogliamo certo paragonarci a questi grossi nomi, ma anche noi di Torino e del Piemonte, grazie a queste iniziative, riusciamo a contribuire a questo progetto. No, adesso io speravo che, se la regia lo dice, si riesce a collegarsi con Gianni Pelligo, perché ci dovrebbe non parlare dei risponde al nostri telefono, ho già disabili. provato a chiamare tante volte. Non risponde al Chiamato più telefono, volte, ma non Luigi. risponde al telefono. Perché so che c'è molto caos lì dove fanno la manifestazione del Palaservig, no? Ed è Turin Volley, una manifestazione sportiva, e quindi verso mezzogiorno vanno un po' più di casino. Va bene, comunque Arturo, allora andiamo avanti, poi se il nostro grande regista riesce a mettersi in contatto va bene, altrimenti oggi stanno facendo la prima Memoria Real Gamma Sacca a Turin Volley Palaservig, che oggi è dalle 9 alle 14, ecco perché forse non si riesce a collegare, perché tutti i nostri devono essere seguiti e molto attenti. Comunque, riguardo a quello che ho detto prima, Arturo, sulla targa personalizzata, un tuo parere, poi ti chiedo l'altro parere sul codice della strada che scatta il nuovo obbligo, che poi non circolare sempre, spiegheremo cosa. Allora, che ne dici della targa personalizzata, Arturo? Sì, noi prendiamo idee, non inventiamo nulla, Luigi. La targa personalizzata esiste anche negli altri stati, aveva ed ha e dovrebbe avere un significato ben particolare, no? Cioè quello di ridurre i costi per gli automobilisti, perché tu sei 2 o 3 autovetture, ti prendi la tua targa
e la targa non è più sul veicolo ma sulla patente, sull'individuo, no? Ed era questo il concetto della targa personalizzata. Negli Stati Uniti è una prassi diffusa di avere, si acquistano come gadget in giro nei negozi di cianfrusaglie, si trovano, no, gli esempi delle targhe personalizzate. L'idea è buona perché apri una nuova fonte di imprenditoria per chi si metterà a fare queste targhe. La mia perplessità è solo come farà la motorizzazione, che è un apparato burocratico come tutta la burocrazia. Non vorrei che questo fosse poi diventasse un freno, perché la burocrazia non è molto disponibile alle innovazioni tecnologiche. E il ragionamento poi ci riporta a quello che dicevamo prima, in un'Europa dove in prima battuta impone una targa uguale per tutti gli stati. Molti stati disattendono questa norma. Citavamo l'Austria e la Germania, che tuttora non adottano la targa europea. Noi in Italia inseriamo una nuova possibilità. Sarà da vedere come rapportarsi con questi apparati poi di controllo e di sanzionamento delle contravvenzioni con delle targhe personalizzate. L'idea così di primo acchito mi sembra una buona idea, no? Anche perché così diventa un po', creiamo un mercato come il mercato dei numeri telefonici, dei cellulari. I numeri più facili non si trovano, sono oggetto di una compravendita dove si crea un altro contesto economico, per cui Arturo, visto che giustamente stiamo dettando cose nuove, qui dice chi si poi si interessa, sai che tu hai detto vediamo se poi le cose funzionano come sono programmate, perché sai cosa dice qui? Dice che il citato comma chiarisce altresì che il competente ufficio del Dipartimento, a seguito della verifica che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata da altra persona, immatricolerà il mezzo a motore ed emetterà la carta di circolazione. Non solo, il codice della strada, ecco perché parliamo di quello, dettaglia ulteriormente l'iter ed evidenzia quindi che della consegna delle targhe, si occuperà l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di 30 giorni dall'emissione della carta di circolazione. Ecco, questa può essere una risposta valida. Che ne dici? L'hai capita tu? Eh sì, vuol dire che ci sarà un ulteriore passaggio burocratico che rallenterà la possibilità di circolazione al veicolo, perché se tu non hai la targa devi aspettare 30 giorni da quando la motorizzazione emette la carta di circolazione per avere la targa, vorrà dire che poi questo è un termine minimo. Abbiamo molte norme che dicono che in 30 giorni le amministrazioni ti devono fornire dei documenti. Abbiamo una legge, la 241 del 90, che prescrive alle amministrazioni di dare risposta entro 30 giorni, ma tu vai in qualche ufficio, qualche archivio edilizio dei nostri comuni, se questi 30 giorni vengono rispettati. Come dicevo prima, i termini perentori servono solo per i cittadini, per le amministrazioni poi vengono disattese, no? E lo vediamo per i passaporti, tanto per fare un esempio. E quindi questo termine, se tu vuoi avere la targa personalizzata, questi 30 giorni io ho il dubbio, il sospetto che non siano 30 ma diventeranno 60. Poi sappiamo la solerzia dei nostri funzionari, ovviamente non tutti. Nello Stato c'è chi lavora e suda e fatica, ma nello Stato ci sono sacche di inefficienza incredibili, per cui tutto quello che è un incremento della burocrazia io lo vedo con un dubbio. Già, il problema doveva nascere prima. Abbiamo reso le targhe anonime, asettiche, dove non sai
da che paese arrivino, cioè tu vedi una targa, non sai se è un turista. Una volta tu vedevi una targa di un'altra provincia, sapevi che eri un turista e avevi più attenzione, no? Per uno che magari gira in città e non sa dove andare, no? Adesso sono tutte targhe asettiche, anonime. Anche questa è un'operazione ideologica, no? Di togliere le province, togliere i territori per dare questa omologazione, e fa sì appunto che ci siano targhe personalizzate dove tu non sai da dove arrivi. Gli unici paesi che tu adesso sai da dove arrivino sono i tedeschi e gli austriaci, no? Mentre noi italiani, francesi, che adesso prenderà piede, non sappiamo poi. Ci sarà la differenza tra i numeri scritti, perché io ho notato delle differenze nelle targhe, e non si capisce anche questo perché i numeri e le targhe anche francesi, pur adottando lo stesso sistema, abbiano dei caratteri diversi da quelli italiani. Però questa è un'altra domanda. No, ma c'è un'altra Scusate. cosa, Arturo, visto che tu stai dicendo una cosa importante qui, è quello che io le leggo, perché gente come me, come fa a capire di cosa si tratta targa personalizzata? Qui dice che la targa è formata per un solo veicolo da 7 caratteri tra numeri e lettere, come quando fai cose per il telefono, con il divieto di usare le lettere I, O, Q e U, perché altrimenti potrebbero essere confuse con i numeri, e il divieto di usare X, Y o Z come prime lettere, ordinata con 2 lettere, 3 numeri e poi ancora 2 lettere nere, ben leggibili e su sfondo bianco, mentre la forma e i materiali utilizzati devono essere quelli comuni a tutte le targhe circolanti, e anche il posizionamento sul veicolo deve essere quello previsto dalla legge. Che ne dici se uno ha 70, 80 anni, 60 a questo punto? Come si deve comportare? Questo è quello che decidono loro, Arturo, per la targa personalizzata. Sì, no, quindi quello che hai letto tu mi fa dire che non è tanto personalizzata, perché hai dei vincoli talmente ristretti da poterti scegliere la targa che l'unica cosa che ti rimangono è scegliere 3 numeri, no? Perché poi devi vedere se non è già utilizzata. Io la vedo molto dura, per me è una di quelle cose che rimarrà nel cassetto, o come dice qualcuno nel cassonetto. È una strada, a mio giudizio, difficilmente praticabile in Italia, vuoi con la burocrazia, vuoi con tutti i vincoli che ci sono e che hai letto tu, per cui sì, fanno bene a prevederla all'interno del codice della strada, sapendo che rimarrà una cosa molto, molto difficile da ottenere, no? Ma se, come ricordavi tu, non si riesce ad avere il riconoscimento delle auto storiche per le auto di 20 anni e solamente adesso, quello che hai letto tu all'inizio, si avrà un bollo ridotto per le auto superiori ai 30 anni, ma già una macchina di 20 anni ha delle difficoltà di interpretazione, figuriamoci per delle targhe. Poi rimane il problema appunto delle targhe delle auto di 30 anni che sono con un vecchio sistema, no? Quelle targhe lì. Per cui quelle targhe lì cosa si farà? Si sostituiranno? Cioè, è un argomento che andrà affrontato nel dettaglio quando partirà proprio l'esecutività del nuovo codice della strada, per cui si andranno a leggere tutti i dettagli. Io sospetto però che la cosa sia molto difficile, Luigi. Lo so, ma vedi, adesso siamo in chiusura, Arturo, però la nostra trasmissione è stata concessa da Radio Libertà proprio perché dobbiamo trattare l'argomento codice della strada con tutto ciò che ne consegue, e questo porta a discutere e a decidere. Noi cosa facciamo? Leggiamo quello che loro cercano di decidere, poi spiegare, vedere se, come e quando, te l'ho già detto, lo ripetiamo tutte le volte, se ci sono persone capaci, competenti e diciamo all'altezza della situazione, va bene, ma se io
ti do delle tematiche, dei principi, eccetera, e li metti in bocca a gente inconsapevole, incosciente, incapace, eccetera, i risultati quali sono? Quindi Arturo, concludi perché manca un minuto e poi dobbiamo lasciare lo spazio. Sì, io concludo dicendo che affronteremo nel dettaglio nelle prossime trasmissioni questi temi e per adesso saluto gli ascoltatori, ringrazio la regia e un abbraccio a te Luigi, ci vediamo martedì, io e te ci vediamo martedì. Buona giornata e buona domenica a tutti. Grazie architetto Arturo Calligaro per la tua partecipazione. Ringrazio anch'io il grande regista Andrea Oggi e la Radio Libertà e ricordo che noi abbiamo l'ufficio a None in via Volvera 3 il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 chiamando 328 07 15 232. Per qualche altra informazione che dovesse aver ascoltato la trasmissione e non ha preso nota di quanto abbiamo detto, può chiamare in radio e gentilmente dalla radio daranno le indicazioni per mettersi a collegare con noi. Quindi, a nome di tutta l'associazione di volontariato, di professionisti e di associazioni di disabili e con gruppi di automobile club, eccetera, io ringrazio la nostra Radio Libertà, ringrazio il grande regista Andrea e vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 11 alle 12. Grazie e a voi studio.